Stefano Parisotto, Unione Industriali Pordenone Unicef. Mi occupo di progettare delle iniziative formative per il territorio e per le imprese del territorio. Già da quasi 3 anni stiamo portando avanti delle iniziative per mettere insieme mondo della cultura e mondo dell'impresa tradizionale, dell'impresa manifatturiera, cercando di creare dei linguaggi comuni, ma anche di favorire la nascita di imprese culturali creative e di utilizzare metodi e strumenti propri dell'impresa culturale creativa per aiutare sia dei giovani e sia le persone che lavorano all'interno delle imprese e gli imprenditori stessi a rivedere il proprio modo di lavorare. Il mondo è cambiato in questi ultimi anni e crediamo molto che l'impresa culturale creativa possa aiutare molto l'impresa tradizionale e che l'impresa tradizionale possa trarre molto beneficio da questa connessione. Cosa mi aspetto da SMACT? Quando ho visto la promozione di questa giornata ho rivisto molte parole che sono state utilizzate nel primo progetto che noi abbiamo portato avanti e quindi ho voluto venire qui per capire anche come valorizzare i tanti piccoli lavori che siamo riusciti a fare in questi quasi 3 anni e capire come poter dare un futuro a queste attività.